Un ben trovati ai radioascoltatori di Radio Spazio 103 e agli internauti che ci seguono sul sito www.lavitacattolica.it. Continuiamo i nostri incontri preelettorali e nostra ospite quest'oggi, Gianna Malisani, molto conosciuta chiaramente nell'ambiente politico e friulano, perché ormai da 2 legislature è assessore al Comune di Udine, prima lo ricordiamo assessore alla cultura con l'ultima giunta Cecotti e ultimamente nella giunta Onsel assessore alla gestione urbana, che è candidata alla Camera nelle liste del Partito Democratico. Si dice una candidatura blindata perché almeno secondo le previsioni è quasi certa, diciamo, la sua elezione. Comunque naturalmente gli elettori vogliono anche conoscerla di più, e bisogna anche sottolineare che l'assessore Malisani ha già vinto, diciamo, un'elezione perché ha partecipato alle parlamentari del Partito Democratico, quindi arriva anche al voto con questa importante legittimazione democratica che è stata fatta solo dal Partito Democratico, poi da Sinistra Ecologia e Libertà e dal Movimento 5 Stelle. Alla dottoressa Malisani proponiamo naturalmente le nostre 10 domande e quindi passo a chiederle in Parlamento. Ovviamente il Parlamento si occupa di tutto, però per essere efficaci si sa che il parlamentare deve concentrarsi su alcuni temi. Ecco, lei nei suoi desiderata su quali problematiche vorrebbe concentrarsi? Una bella domanda. Sì, è chiaro che mi piacerebbe riuscire a fare qualcosa che so, quindi è legata alla mia formazione e anche al mio lavoro, perché prima di fare l'assessore, come ha ricordato lei, io anche sono una lavoratrice, quindi non ho come mestiere la politica, vengo dal Ministero dei Beni Culturali, sono architetto, quindi mi sono occupata per tantissimi anni di tutela del territorio e dei beni culturali, quindi è chiaro che se io riuscissi a Roma a portare un mio piccolo contributo in questo settore sarei molto contenta. È chiaro che non lo so perché soprattutto il Partito Democratico, come ha ricordato lei, ha fatto le primarie, quindi ci sarà un grossissimo cambiamento nei soggetti che arriveranno a Roma, insomma saremo tantissimi nuovi e quindi ci sarà un bel po' da fare per riuscire a conoscerci, a sistemarci, cioè credo che sarà un avvio un po' difficile ma anche forse interessante e forse proficuo. Da questo punto di vista forse un cambiamento riesce a dare anche un po' una svolta a come, insomma, al paludato Parlamento italiano. Siamo tante donne, lei ha ricordato le primarie, mi dilungo un attimo, però insomma penso che lo meriti perché il Partito Democratico con questa operazione ha fatto scegliere agli elettori i candidati a portare alla Camera e al Senato e soprattutto in questo caso ha scelto tante donne, cioè il 40% saremo donne, quindi sarà un Parlamento, almeno il centro-sinistra, molto rosa. Io spero che appunto tutte le nostre, come dire, nostre capacità, la nostra professionalità, insomma, sarà premiata, spero, perché c'è tanto da fare e credo anche nel mio settore, cioè io penso che l'Italia vada assolutamente rivalutata nella sua bellezza e soprattutto fare fonte anche di economia in questo senso, cioè noi quando parliamo anche di un futuro, di un reinvestimento, di un rinnovamento anche della politica economica in Italia, guardiamo appunto a quello che si chiama genericamente una green economy, però se un paese come l'Italia non riesce anche a produrre PIL dalla cultura e dalla tutela del patrimonio sia culturale sia paesaggistico, credo che sia veramente un delitto, l'ho sempre creduto e quindi spero di riuscire a Quindi incidere almeno lanciare, un po', diciamo, la cultural economy, no? incidere almeno un po' in questo settore. Parlando un po' dei temi fondamentali che sicuramente il prossimo Parlamento sarà chiamato ad affrontare, c'è quello della famiglia. La nostra Costituzione sostiene che va accordata una tutela preferenziale, una promozione preferenziale alla famiglia naturale, quindi tra uomo e donna, fondata sul matrimonio come impegno non solo nella coppia ma anche di fronte alla società. Ecco, lei in Parlamento si batterà per questa formula di famiglia o pensa a formule diverse come viene, diciamo, proposto da diverse parti?
Ma io credo che oggettivamente dobbiamo fare tutti una riflessione su cosa sta succedendo anche in Italia in questo senso, anche nella piccola città di Udine, nella piccola realtà, cioè noi guardiamo insomma a quanti ormai i giovani per esempio convivono, cioè ci sono dei cambiamenti di costumi fortissimi, ci sono per esempio anche, solo guardando appunto la nostra realtà locale, un incremento fortissimo dei cosiddetti single, che non sono soltanto vedovi o vedove, ma sono anche persone giovani o meno giovani che hanno fatto la scelta anche di vivere da soli. Cioè ormai la famiglia è, come dire, io penso che nuclei familiari vadano considerati diverse forme anche di convivenza. Quindi io non sarei così, come dire, non lo sono perché non lo sono nella mia storia. Io ho sempre combattuto perché ci sia una grande libertà, per esempio per la donna, soprattutto nel lavoro. Credo che finora forse uno schema purtroppo tradizionalista, possiamo dire così, nella diversità di comportamento all'interno della famiglia tra un uomo e una donna, non abbia giovato molto alla vita e all'aspirazione delle donne. E quindi io ho sempre combattuto tutta la mia vita, perché insomma sono quasi una sessantenne, e quindi ho sempre combattuto per queste cose, perché credo che insomma la donna come l'uomo abbia il diritto insomma, di vivere la vita e i suoi desideri come li forma un ragazzo, anche la ragazza, e non debba essere costretta per vincoli familiari. Allora andiamo al welfare, andiamo a come questo Stato non sostiene la famiglia, appunto, e soprattutto la donna. Cioè la donna a quel punto diventa quasi una schiava della famiglia e non riesce a esprimersi in altra maniera. Allora io credo che ci sia un grosso lavoro da fare in Italia perché venga riconosciuto in vari sistemi, adesso forse 2 minuti sono un po' troppo pochi per affrontare questo argomento. Credo che vada assolutamente fatta una fotografia dei nuovi costumi italiani, forse nessuno ancora l'ha fatta seriamente, proprio ci sono a questo punto, guardiamo gli ultimi censimenti e cominciamo a raggiungere. Un altro tema etico importante di cui si parlerà sicuramente nella prossima legislatura è quello che riguarda il cosiddetto fine vita, quindi il testamento biologico. Ecco, lei come vede questo problema? Su quali criteri si dovrebbe fondare una nuova legge? Ma io non so se dobbiamo arrivare a una nuova legge, io credo che debba essere data la libertà al singolo individuo come dovrebbe essere lasciata appunto la libertà del sistema, del modo in cui un individuo ritiene di vivere, anche quello di morire. Cioè io non credo che ci debbano essere delle norme, cioè io credo che ci debba essere data la possibilità all'essere umano di eventualmente terminare la vita con dignità e comunque come sceglie di farlo. Andiamo magari a dei temi che sono più riguardanti proprio la nostra realtà sociale del Friuli. La nostra terra è tra quelle che ha più basso tasso di natalità in Italia, ma anche è tra i record in Europa. C'è quindi il grande problema di aiutare le famiglie a generare futuro. Ecco, lei, secondo lei quale tipo di approccio bisogna utilizzare ed è d'accordo col forum dell'associazione familiare che propone di destinare almeno l'1% del PIL al sostegno della famiglia? Torniamo un po' al discorso di prima, credo sia fondamentale un nuovo welfare, ma soprattutto dedicato all'assistenza dei bambini e degli anziani, soprattutto appunto per liberare quel gap che abbiamo della libertà di lavoro delle donne, che tra l'altro libera PIL, cioè ormai lo dicono tutti. Quindi più donne lavorano e più aumenta l'economia in questo paese. Naturalmente è essenziale appunto dare i servizi. Allora i servizi sono fondamentali per avere un equilibrio all'interno della famiglia e anche per dare la possibilità alla donna appunto di fare figli, perché tante donne decidono di non fare figli perché non ce la fanno, cioè non ce la fanno economicamente, perché devono lavorare, perché sono costrette a sostenere anche i genitori anziani per esempio, cioè comincia ad essere un peso avere un figlio ma anche più figli soprattutto, e quindi secondo me è soprattutto un discorso di servizi. E quindi questo ci ricollega naturalmente direttamente al sistema del welfare, al sistema sanitario. Sappiamo che sulle spinte della crisi molti dicono bisogna tagliare, bisogna restringere, di fatto poi
qualche restringimento, diciamo, delle prestazioni tra ticket, interventi vari c'è già stato. Ecco, secondo lei è sostenibile ancora il nostro sistema, diciamo, generalistico, che quindi assicura a tutti i cittadini una forte copertura di carattere sociale e sanitario? Credo che sia un principio basilare il diritto alla salute e alla sanità, quindi è un esempio, credo, non solo in Europa, il nostro sistema sanitario, e quindi credo che vada nei principi sostenuto, cioè tutti hanno diritto ad avere diritto alla salute. Quindi privatizzare sarebbe appunto rinunciare a dare la possibilità a chi ha la possibilità economica di curarsi e chi invece non ce l'ha di non curarsi. Non vorrei mai che arrivassimo appunto a una situazione pre-riforma americana, appunto, dove mezza popolazione non riesce a curarsi. Quindi è chiaro che va mantenuto come sistema, come base, forse va introdotta anche in questo caso un criterio di giustizia, cioè se qualcuno forse ha la possibilità di dare di più perché ha molte più disponibilità economiche, forse va introdotta anche nella sanità una graduazione rispetto a, per esempio, dei ticket sanitari oppure delle prestazioni. Quindi le cose si possono rivedere, certo che di base è il fatto che tutti dobbiamo avere diritto all'uso della sanità e quindi il diritto alla salute. Sulle riforme, ce n'è ormai, l'abbiamo anche qui in regione, insomma, no, la nostra regione tra l'altro è ancora un fiore all'occhiello per quanto riguarda la sanità a livello nazionale, comunque credo che ci sia anche in questo campo molto da fare. Uno dei grandi problemi della nostra terra è il divario sociale e economico tra la montagna e la pianura. La montagna sta morendo, c'è bisogno da fare, si sente il bisogno di leggi, di sostegni differenziali proprio per queste terre. Ecco, che cosa si potrebbe proporre anche magari nel suo settore, quello dei beni culturali naturali, in cui la montagna è molto ricca ma non sempre riesce a metterli a profitto? Sì, riprendiamo un po' il discorso di prima, cioè qui dovremo comunque, sappiamo tutti che il discorso principale sarà chi andrà al governo, crescita, lavoro, e quindi quello che dicevamo prima, come, quale tipo di crescita, quale tipo di sviluppo possiamo avere in questo paese. È evidente quello che lei cita, il fatto della mancanza assoluta di politica economica per la montagna, non c'è mai stata, come in effetti potrebbe essere banalmente ripreso tutto il discorso appunto sul turismo a livello italiano. Cioè noi abbiamo qui anche in Carnia dei gioielli a livello montano che non sono assolutamente stati considerati e sviluppati, cioè non abbiamo avuto una politica economica per la montagna. In questo senso è chiaro, nel rispetto, naturalmente, come dicevamo prima, di questi beni meravigliosi, sia naturalistici che paesaggistici, sia tante volte anche architettonici, perché la montagna non è fatta solo di pini e di boschi, ma è fatta anche di bellissime espressioni architettoniche nei nostri paesi. Quindi è evidente che dobbiamo parlare di turismo e uno sviluppo economico per questa Italia diverso da quello che è stato fatto finora, ma non solo, perché la montagna potrebbe avere appunto un settore economico diverso, particolare, che non è stato ancora mai messo in atto. Penso solo alla filiera del legno, cioè noi non abbiamo totalmente abbandonato in questi anni la montagna, non solo il resto dell'economia, soprattutto forse questi settori, ma guardando però a zone dove invece queste cose sono state fatte, e cito la provincia autonoma di Trento e Bolzano, vediamo come appunto il settore montano, come c'è in questa regione, per esempio paragonabile assolutamente come bellezza a quello nostro del Veneto, dove lo sviluppo sia turistico, di sfruttamento, ma anche agricolo, anche specialmente dell'economia legata al bosco, è completamente diversa da noi. Quindi loro hanno fatto sempre una politica, per esempio economica, per il territorio montano. Ecco, questo potrebbe essere un esempio. Stiamo celebrando il 50° del nostro Statuto di autonomia, però la specialità è sotto attacco per la gran parte degli italiani. Essere speciali significa essere dei privilegiati. Ecco, secondo lei su che basi si può difendere questa specialità? Su che basi possiamo dimostrare alla nostra collettività nazionale che invece la nostra specialità è una risorsa per tutti? Io credo che la nostra specialità sia profonda, arrivi da lontano, quindi io non credo soltanto
a chi dice appunto il mantenimento della specialità, anche se sono venuti a cadere certi confini geografici che ci davano speciali solo perché eravamo appunto al baluardo rispetto a un est che non c'è più, e quindi avevamo tante caserme, tanta difesa, ma non avevamo forse altro. Non eravamo speciali già allora solo per questo motivo, siamo speciali credo per la nostra storia e per la nostra cultura. Di fatto, insomma, la nostra dimostrazione per quanta ricchezza di lingue noi abbiamo, possediamo, e quanto la nostra sia una lingua appunto e non un dialetto, cioè per parlare solamente delle lingue, ma è proprio, viene da lontano nella tradizione della nostra storia. Quindi credo che la specialità sussista, cioè è una specialità che forse noi non abbiamo sfruttato a dovere, cioè come appunto citando gli amici del Trentino Alto Adige. Credo che sia assolutamente da mantenere e forse da rinegoziare, e anche diciamo da far percepire in maniera diversa, cioè mentre prima eravamo il baluardo militare contro l'est, adesso siamo una regione verso un mondo che è completamente diverso ed è parte dell'Europa, quindi potremmo avere un ruolo fondamentale, come già qualcuno ha tentato di fare nella precedente legislatura. Però le nostre lingue, le nostre culture particolari rischiano di morire, perché in un mondo sempre più globalizzato, con i mass media che parlano altre lingue, con la difficoltà di insegnare a scuola, nonostante ci sia una forte richiesta, c'è la difficoltà di portare avanti la nostra cultura. Ecco, in questo campo lo Stato purtroppo latita, siamo partiti con una legge, la 482, che dava certi stanziamenti già piccoli allora, che sono stati poi defalcati di anno in anno, ormai sono ridicoli. Anche la Regione purtroppo dedica a questo capitolo solo lo 0,02% del suo bilancio. Ecco, che cosa si può fare, si deve fare per rilanciare una politica linguistica? Ma guardi, penso che proprio ispirandoci alla nostra Costituzione che tutela le lingue minoritarie, cioè chi non sa queste cose, cioè chi non crede a queste cose, vuol dire che secondo me è profondamente ignorante. Cioè la ricchezza che ha anche il nostro paese, non solo per quanto riguarda la lingua friulana, ma anche tutte le altre lingue presenti nel nostro territorio nazionale, appunto sono sancite dalla Costituzione. Sono una tutela che dovrebbe essere portata avanti con forza, con gioia, con ricchezza, con costanza, invece è frutto secondo me proprio di un'ignoranza che ha governato nell'ultimo periodo il nostro paese. Quindi capire queste cose, come per esempio in Europa fanno, cioè perché l'Europa ha dei programmi di tutela delle lingue minoritarie fortissimi, anzi, cioè noi potremmo essere, in qualche campo lo siamo già. Sto pensando per esempio a delle sperimentazioni che abbiamo fatto sia nella cinematografia che nella ricerca, diciamo, della lingua, dell'espressione della lingua friulana con il cinema, ma non soltanto. Sono stati fatti importanti convegni in Friuli in questo senso su progetto europeo, cioè noi stiamo molto indietro a livello nazionale su questa cosa, è l'Europa stessa che ci invita a tutelare le minoranze. È fonte di ricchezza secondo me, no? Perché la diversità è ricchezza. Quindi questa omologazione, sappiamo che abbiamo un mondo ormai che parla solo inglese, però fortunatamente ci sono appunto delle piccole sacche di mantenimento di queste culture che fa sì che il mondo sia bello, perché appunto è diverso, la conoscenza, la bellezza della diversità, cioè perché viene voglia di conoscere un diverso perché non è uguale a noi. Quindi sottolineare questa cosa è fondamentale, anche appunto nel campo del mantenimento della nostra specialità e della nostra autonomia. Credo che aveva fatto un discorso culturale a livello nazionale, torniamo al punto di prima, al punto di partenza, perché non siamo solo noi friulani, ci sono altre lingue minoritarie che vanno tutelate in Italia, così lo dice la Costituzione, e credo che questa vada mantenuta. I giovani sono in deficit di speranza, hanno difficoltà a trovare lavoro, anche l'istruzione purtroppo universitaria diventa sempre più cara e meno accessibile a tutte le famiglie, si sente la necessità di una grande svolta nelle politiche per i giovani. Il Partito Democratico naturalmente che cosa propone a questo livello? Partiamo da lì, cioè lo slogan generale del Partito Democratico quest'anno è Italia giusta, è Italia giusta.
Cioè si sta appunto con questa crisi, si sta riconoscendo la diversità di trattamento anche sull'abbandono dell'interscolastico, ma perché avviene? Non perché uno non vuole studiare, è stanco, ma perché non ce la fa. E quindi ritorniamo al punto di partenza, cioè un'economia che deve assolutamente ripartire. Cioè è evidente che una famiglia, se deve mandare un figlio all'università, forse non ce la fa. È questo il dato più preoccupante e naturalmente anche quello che diceva lei prima è strettamente legato al fatto che i giovani non trovano lavoro, cioè per questa è per la prima volta una generazione che non lavora, quindi ha quello che noi non abbiamo avuto, perché noi abbiamo avuto proprio questo periodo di futuro in cui credevamo veramente nel cambiamento, cioè noi siamo figli appunto di quelli che hanno fatto la guerra e quindi siamo cresciuti in un benessere, in un boom economico. Questo è il problema più grave, cioè il problema è che dobbiamo rilanciare questa economia. Finora siamo stati frenati, cioè, non faccio commenti sul governo precedente, non quello tecnico, quello precedente, cioè i 20 anni forse di berlusconismo lo paghiamo anche in questo senso, cioè il berlusconismo non finisce con Berlusconi, ci ha lasciato questa tragica, secondo me, mancanza anche di futuro, dove appunto per futuro un giovane non riesce a vedere oltre forse la partita di calcio o è rimasto diciamo o forse un nuovo maglioncino determinato da un consumismo molto banale. Ecco, credo che tutta questa cosa determini anche una mancanza di capacità di progettualità. Questo è molto, cioè io sento molto forte questo proprio desiderio di cambiamento. Se non riusciamo a fare questo credo che sarà difficilissimo appunto anche affrontare il problema del lavoro dei giovani, insomma c'è bisogno proprio di una svolta radicale, anche culturale. Un'ultima domanda che la tocca molto personalmente, diciamo anche nelle tasche, perché se verrà eletta alla Camera diventerà, diciamo, tra virgolette, una privilegiata, almeno come lo percepiscono i cittadini. Qualcosa è stato fatto in questa legislatura già per ridurre alcuni aspetti più odiosi, però forse ancora qualcosa rimane da fare. Ecco, lei che cosa proporrebbe a No, questo livello? ci sono delle. Io propongo che ci siano nei primi 100 giorni, insomma, questo tema. Cioè, se il Partito Democratico o comunque il centro-sinistra andrà al governo, come spero, credo che sia una delle prime cose da fare nei famosi 100 giorni. Questo credo che l'abbia detto anche il nostro segretario Bersani, cioè l'ha dato chiaro. Diamo un dato sicuro, che uno può comprendere facilmente, perché non so se si ricorda quando hanno cercato di ridurre gli stipendi dei parlamentari non si riusciva a capire, paragonandoli a quelli europei, non si riusciva a capire quanto prendevano i parlamentari italiani. Allora Bersani secondo me ha detto una cosa molto semplice, che i parlamentari, ma non solo i parlamentari, attenzione, ci sono anche tutti gli altri politici, tra virgolette, perché anche i consiglieri nostri regionali prendono dei belli stipendi. Cioè, io credo, lui ha detto questo, perché un sindaco, e le assicuro che un sindaco, io conosco il nostro che ha solo 100.000 abitanti, ma penso che un sindaco come, non so, quello di Torino, di Roma o di Milano, insomma, è un lavoro faticosissimo dove uno fa front line tutto il giorno, dalle 8, anche dalle 7:30 di mattina fino alle 11 di sera, quindi dice, appunto, ripeto, riprendo, lo stipendio deve essere paragonato a quello di un sindaco. Perché un parlamentare deve prendere più di un sindaco? Assolutamente no. Quindi credo che sia un impegno ormai chiaro da parte almeno del Partito Democratico e del centro-sinistra di livellare gli stipendi, e spero tutti gli stipendi, perché non so se lei ha notato quali differenze c'è tra un consigliere regionale della Sicilia o da quello dell'Umbria, non si capisce perché appunto i siciliani non prendono forse 3 volte tanto, e quindi dare un termine di paragone semplice è quello dello stipendio di un sindaco. E allora si vedrà se è un sindaco da 100.000 abitanti o un sindaco da 200.000 abitanti, però mi sembra un buon termine di paragone, diciamo una città media in Italia. Credo che sia un buon termine, è chiaro che poi le spese, le cose ci sono, perché in effetti se uno deve fare avanti e indietro con Roma, però lo stipendio mi sembra giusto e quello spero che lo facciamo, se andiamo al governo subito, è uno degli impegni dei 100 giorni, dei primi 100 giorni. Ecco, Mi sembra veramente da fare, perché è scandaloso. telegraficamente, siccome abbiamo ancora un minuto, ad esempio
le cosiddette indennità di fine rapporto, la liquidazione e la pensione che attualmente ricevono i parlamentari. Secondo lei questi istituti devono rimanere o No, credo andrebbero... proprio di no. Anche perché noi abbiamo detto al massimo i 3 mandati, cioè ormai il Partito Democratico, mi lasci fare solo una parola, forse sforo il minuto, però oltre alle primarie, cioè la scelta dei candidati, ha fatto tante altre scelte radicali, la presenza delle donne al 40% e quindi anche ha fatto le scelte per esempio dei 3 mandati, quindi il fatto del politico di professione ormai è stato bandito dal nostro partito, quindi mi sembra anche giusto e quindi mi sembra anche giusto quello che diceva lei. Sì. Grazie a Gianna Malisani per il tempo che ci ha dedicato e in bocca al lupo naturalmente per la campagna elettorale per le elezioni e appuntamento a tutti i nostri ascoltatori con il prossimo confronto elettorale. Grazie. Grazie a lei.